A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Lutto nel calcio friulano, è morto a 73 anni dopo aver lottato contro un male mister Giuliano Zoratti. È scomparso la scorsa notte dopo aver lottato a lungo contro un brutto male mister Giuliano Zoratti. Il 13 luglio prossimo avrebbe compiuto 74 anni. Una vita dedicata al calcio, la sua prima come calciatore, centrocampista, gli esori dal 66 al 68 in Serie C con la maglia dell'Udinese. Poi la sua avventura da calciatore si completa in Serie D nella Pro Gorizia, dove rimane fino al 1975 ed è qui che nello stesso anno inizia parallelamente la carriera di allenatore, per poi entrare nel 1977 nello staff di Massimo Giacomini, nel ruolo di suo vice in quella storica cavalcata verso la A con il doppio salto dalla Serie C. Sempre da vice lo segue per un decennio nelle esperienze con Milan, Torino, Napoli, Triestina e Perugia. L'esordio da primo allenatore è sulla panchina della Pro Vercelli, dove rimane fino al 1990. Ci sono poi la Massese, la Triestina, il Livorno, la promozione in B con la Regina, l'Avellino, l'Alessandria, Juve Stabia e Novara. Allena quindi dal 2000 al 2006 la Cormonese in eccellenza, l'Itala San Marco in Serie D, nuovamente la Pro Gorizia in eccellenza e lo Jesolo in Serie D e in C2. Dal 2006 al 2010 allena ancora a Gradisca, portandola nel 2008 all'approdo tra i professionisti e nelle stagioni successive a 2 salvezze in Lega Pro seconda divisione. Ci sono poi l'Unione Fincantieri Monfalcone, portata dall'eccellenza alla Serie D, il Lumignaco e ancora Gradisca, dove torna dal 2017-2018. È stato opinionista per Telefriuli nelle trasmissioni legate all'Udinese e al calcio dilettanti. Lascia un grande vuoto di competenza e personalità in questo mondo. Ancora rintracci di migranti nel capoluogo friulano. Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Udine hanno identificato in mattinata 3 richiedenti asilo maggiorenni privi di documenti, tutti del Bangladesh, trovati a camminare a bordo strada in via Baldasseria Bassa. Altri 2 cittadini stranieri maggiorenni pakistani sono stati segnalati vicino all'ex caserma Cavarzerani dai carabinieri della stazione di Campoformido. Sono entrambi maggiorenni, entrambi in buone condizioni di salute. Poi nel primo pomeriggio altri 3 richiedenti asilo, pakistani e maggiorenni, sono stati segnalati ai militari dell'Arma del Nord della compagnia di Udine. Sono stati tutti trasferiti alla ex caserma Cavarzerani ed avviati a triage e quarantena fiduciaria, poiché provenienti da paesi considerati a rischio. Un migrante minore cittadino afghano è stato rintracciato infine sempre a Udine in viale 23 marzo dai carabinieri della stazione di Remanzacco. È stato accolto in una struttura per minori non accompagnati. In Friuli Venezia Giulia è tempo di saldi, le promozioni al via da domani, puntuali arrivano anche i consigli delle associazioni dei consumatori, in particolare consumatori attivi, che chiede anche di rivedere le regole dei saldi che attualmente non vanno bene né per chi vende né per chi acquista. Rispetto del distanziamento sociale della capienza massima per ogni locale, disinfezione delle mani, obbligo di indossare la mascherina. Ai tempi del Covid cambiano anche le raccomandazioni delle associazioni dei consumatori in vista dell'avvio dei saldi estivi, anche con un occhio di riguardo agli acquisti online, rispetto ai quali molti friulani si sono impratichiti causa lockdown. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, fa sapere che c'è cauto ottimismo per i saldi estivi 2021 che in Friuli Venezia Giulia si svolgeranno tra il 3 luglio e il 31 agosto. L'allentamento delle misure anticontagio e il clima vacanziero che si respira, dato dalla ripartenza anche di moltissime attività penalizzate dalle restrizioni, rappresentano presupposti interessanti. Vero è anche che gli sconti proposti alla clientela in vari periodi dell'anno frenano un po' la corsa ai negozi durante i saldi. La moda degli acquisti online invece induce molti cittadini, evidenzia Barbara Puschiasis, ad acquistare non di rado prodotti sbagliati, inutili o comunque non rispondenti alle aspettative. Anziché restituirli nei 14 giorni previsti dalla legge, sottolinea la presidente di Consumatori Attivi, le persone li tengono nel ripostiglio o tentano di rivenderli su internet, spesso con scarso successo o comunque rimettendoci.
Tornando al commercio tradizionale, l'associazione ricorda che in merito alla prova dei capi non c'è obbligo, è rimessa alla discrezionalità del negoziante. Vanno disinfettate le mani e anche nei camerini va indossata la mascherina. I capi in saldo devono avere carattere stagionale, vanno indicati il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. La possibilità di cambiare i capi è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme, oppure che l'acquisto avvenga online. I negozianti devono accettare le carte di credito per i pagamenti, eventuali adattamenti sartoriali dei capi sono a carico dei clienti. Secondo Barbara Puschiasis, le regole sui saldi vanno ripensate perché così come sono non hanno più senso né per chi vende né per chi acquista. O viene disposta una totale liberalizzazione dei prezzi, che porterebbe però al Far West, oppure si definiscono periodi precisi durante l'anno in cui i commercianti possono applicare sconti. Per la Presidente di Consumatori Attivi è anche necessario estendere il diritto di recesso pure alle vendite nei locali commerciali. A Tricesimo nel fine settimana le vetrine dei negozi sfitti riprenderanno vita grazie a disegni ispirati alla Divina Commedia, un'iniziativa di riqualificazione urbana che sarà accompagnata da diversi eventi e che punta a rivitalizzare il centro cittadino. E uscimmo fuori a rivedere le stelle. È con questo verso che Tricesimo si prepara a vivere 3 giorni di eventi che faranno da corollario un progetto di riqualificazione urbana che passa principalmente dall'arte. Dipingere le vetrine dei negozi sfitti dell'antico borgo Sant'Antonio per dare un'immagine di rinascita abbiamo scelto come titolo proprio una frase di Dante Alighieri e praticamente verranno dipinte proprio su questo tema, purgatorio, paradiso, inferno, con delle frasi di Dante Alighieri. Si occuperà l'associazione Blood con Spis e Lapis, con i vari artisti dell'associazione che verranno appunto fra sabato 3 e domenica 4 a dipingere le vetrine del borgo. Mercatini, musica con la banda cittadina e con Antonio Marino, esibizioni di arti marziali, un recital poetico e il circo di Diana Orfei lunedì sera animeranno il cuore di Tricesimo nel weekend, un'operazione d'immagine che si unisce alle iniziative già pensate dal punto di vista urbanistico nell'ottica di rianimare un commercio cittadino in sofferenza. Il borgo c'era già un degrado prima, probabilmente non c'è mai stato un cambio generazionale. Adesso speriamo nella rotonda che verrà in Piazza Verdi, che praticamente sarà più agibile l'ingresso all'antico borgo. Faremo dei parcheggi proprio per dare più possibilità a chi vuole venire ad acquistare nel borgo di parcheggiare nell'auto vicina. Abbiamo già fatto un ingresso da via Diaz perché arrivi direttamente dai parcheggi di via Diaz al borgo. Entra nel vivo del suo cartellone la 17ª edizione del Festival Vicino Lontano, dedicato al tema distanze, in programma a Udine fino a domenica 4 luglio. Ieri sera nella chiesa di San Francesco la cerimonia inaugurale. Dopo l'anteprima dedicata ai 50 anni di Medici Senza Frontiere, Vicino Lontano, 17° festival di incontri, dibattiti, conferenze, lezioni, mostre, spettacoli e proiezioni in programma a Udine sino al 4 luglio, ha preso ufficialmente avvio nella ex chiesa di San Francesco a Udine, sede storica di Vicino Lontano, con la presidente Paola Colombo a fare gli onori di casa e la presenza delle autorità istituzionali degli enti che sostengono il festival: Tiziana Gibelli per la regione, assessore alla cultura e sport, Fabrizio Cigolot, omologo per il comune di Udine, e Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli. Distanze, filo conduttore della edizione 2021 curata da Paola Colombo e Franca Arrigoni, con la supervisione scientifica dell'antropologo Nicola Gasbarro, ha in programma 70 appuntamenti che coinvolgeranno 200 protagonisti provenienti da tutta Italia, fra i quali Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, direttore del Digital Ethics Lab all'Oxford Internet Institute. Al simbolico taglio del nastro è seguito l'omaggio di Vicino Lontano a Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte, con protagonista Angelo Floromo, docente, scrittore e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele, accompagnato alla fisarmonica da Paolo Forte. L'amore, poi la morte, il suono o la musica, se volete, la politica, l'erranza e Dio. E nel gioco dantesco la chiusura di Dio sarà nuovamente l'amore.
Festeggia 30 anni di attività Carni Armonie, lo fa presentando una stagione da record, 54 concerti per più di 30 comuni coinvolti, con almeno un concerto a sera a partire dal 15 luglio e fino a settembre. Un concerto al giorno dal 15 luglio al 5 settembre. È mastodontico il programma della 30ª edizione di Carni Armonie, che porta la musica nei luoghi più impervi e più puri della montagna friulana, con nomi di spessore nazionale e internazionale, da Giovanni Sollima a Christian Lavernier, con una rassegna organizzata dall'FVG Orchestra e una serata evento dei filarmonici friulani insieme al divulgatore scientifico Luca Mercalli, e a fare da sfondo le Alpi, tra Tolmezzo, Preone, Malborghetto, Villa Santina, Pontebba, Paluzza, Fornisotto, Sauris e tante altre località. Io ho presentato pochi giorni fa lo studio fatto dal professor Guerzoni della Bocconi sulla redditività degli investimenti in cultura fatti in questa regione. La redditività che è eccellente, adesso non sto a ricordare i numeri, per Carni Armonie il discorso è un po' borderline, perché invece loro, facendo una grossa attività che coinvolge tantissime realtà, hanno una parte di redditività obiettiva, ma vanno anche nei piccoli comuni. Se non ci fosse stata Carni Armonie, che 30 anni fa ha cominciato a portare anche la musica classica in tanti piccoli comuni, avremmo avuto meno ricchezza culturale in questa regione. Ottava meraviglia ieri sera contro l'Olanda per l'Ital Softball ai campionati europei in corso in Friuli Venezia Giulia. Ieri sera è arrivata l'8ª meraviglia. L'Italia ha vinto una sfida al cardiopalma contro l'acerrimi rivali dell'Olanda e mette un piede e mezzo nella finale europea. Provvidenziale prestazione della difesa con 2 strikeout di Ilaria Cacciamani che sigillano la vittoria. Non c'era più margine di errore per lei in veste di closer con le basi piene, conto pieno e un solo punto di vantaggio nel 7º inning. La lanciatrice azzurra esegue il suo 7º lancio contro Brenda Beers e trova il filo basso dell'area di strike. Il boato del pubblico, che tanto mancato in questi ultimi 15 mesi, copre l'urlo più importante, quello dietro casa base, che segna la fine della partita. È il momento che racchiude l'emozione di tutti gli appassionati e la forza di un gruppo che nei momenti di grande difficoltà dimostra ancora una volta di essere squadra vera. La grande classica del softball europeo scrive un nuovo capitolo nel primo match della terza fase dell'Europeo 2021 e l'Italia, con una difesa granitica, si impone per 2-1 sulle rivali olandesi. Come nell'ultimo scontro di 2 anni fa a Utrecht, il primo inning ha messo in mostra il potenziale dei due line-up. La partita è molto equilibrata, c'è preoccupazione a un certo punto per le condizioni del terza base azzurro, colpita duramente da una scivolata avversaria, ma da lì in poi l'Italia cambia marcia e produce il forcing offensivo che si rivelerà determinante. 8º successo dell'Europeo per le azzurre, vittoria nel primo round con l'Olanda in attesa di una possibile finale da definire nella giornata di oggi. Alle 12:30 l'Italia affronta Israele, alle 17:30 sarà la volta della Francia per completare la terza fase e conquistare il posto in finale. Ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra pochissimo l'appuntamento in diretta con A voi la linea. Arrivederci.